La Democrazia Cristiana celebra dopo 2 edizioni di successo la Festa dell'Amicizia 2025, una 3 giorni di eventi con tavoli tematici, cultura e musica, solidarietà e intrattenimento. L'atteso appuntamento promosso e organizzato come ogni anno dalla Democrazia Cristiana sarà programmato a Ribera da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. Durante il primo fine settimana di ottobre la città di Ribera diventerà un vero e proprio palcoscenico di incontri, emozioni e partecipazione. Saranno 3 giorni intensi, ricchi di entusiasmo, voglia di stare insieme, dove il confronto delle idee si intreccerà con la musica, la cultura e i momenti di intrattenimento e convivialità. Per il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, la festa dell'amicizia e la festa della Democrazia Cristiana. Trascorreremo 3 giorni insieme parlando di politica, di temi etici, sociali, facendo gli stati generali della DC. Sarà una grande festa all'insegna del divertimento, la festa di tutti coloro che credono soprattutto che in questa società ci sia bisogno di umanità, di amicizia. Vogliamo coltivare questa passione dello stare insieme, facendolo soprattutto in occasione della festa dell'amicizia. Tante come di consueto le iniziative presenti nel ricco programma della festa, tavoli tematici, relatori nazionali e internazionali, dibattiti su temi di attualità, iniziative editoriali, la presentazione di diversi libri, concerti, esibizioni di artisti locali, di fama nazionale, spettacoli con artisti di strada, street food con prodotti tipici siciliani, show cooking con maestri pasticceri che prepareranno una maestosa torta animazione per i bambini. Tra gli ospiti principali ci sarà il presidente della regione Schifani, presente al momento dell'inaugurazione della Kermesse venerdì alle ore 20, l'ambasciatore iraniano in Italia, Reza Saburi, protagonista alle 18:30 del tavolo tematico Pace, disarmo nucleare e diritto internazionale. È un cantautore italiano tra i più apprezzati nel panorama musicale come Fausto Leali in concerto a partire dalle ore 22. Quello della festa dell'amicizia, ha commentato il capogruppo della DC all'AS, Carmelo Pace, è ormai diventato un appuntamento fisso, un momento di partecipazione, un'occasione per ritrovarsi, per riscoprire il valore della comunità, del territorio, dell'impegno condiviso, della cultura, della musica, intrattenimento per un grande evento che la città di Ribera celebra fin dal primo anno. Desidero pertanto ringraziare il partito Afferma Pace per la visibilità alla città che diventa protagonista e tutti i volontari che da mesi stanno lavorando alla macchina organizzativa dell'evento.